Nella notte carabinieri e sanitari lo hanno trovato qui in via di Basovizza, steso a terra con delle ferite al volto. Si tratta di un cittadino bosniaco di 24 anni. Secondo quanto appreso, il giovane sarebbe stato rapito ieri da dei malviventi a Schio, in quel di Vicenza, picchiato e poi trasportato in auto fino a Trieste. Quello che a tutti gli effetti sembra un vero e proprio regolamento di conti. Era pieno giorno, le 13:30, quando alcune persone di origine straniera, davanti a diversi testimoni, sono scesi da una jeep nell'abitato di Schio, in provincia di Vicenza, hanno prelevato di forza e caricato a bordo il giovane bosniaco che urlava e chiedeva aiuto. Durante il trasporto in auto, la vittima sarebbe stata immobilizzata e picchiata. Dopo un breve viaggio di circa 7 chilometri, i malviventi si sono fermati a Marano Vicentino, dove è continuato il pestaggio. Poi il cambio di auto. La jeep è stata abbandonata e i sequestratori sono montati insieme alla vittima su un altro mezzo, direzione Trieste. La macchina lasciata a Marano Vicentino verrà ritrovata dai carabinieri di Vicenza alcune ore dopo, con evidenti tracce di sangue all'interno. Il viaggio del malcapitato è terminato sul Carso triestino, a Opicina. In piena notte gli aggressori hanno letteralmente scaricato in strada il 24enne all'altezza del civico 29/12. Il giovane, ferito con tumefazioni al volto e traumi su varie parti del corpo, è stato soccorso dai sanitari del 118, arrivati con l'ambulanza, e dai carabinieri. A neanche 300 metri dal luogo del ritrovamento, infatti, sorge la stazione dei militari dell'Arma. Il 24enne è stato portato all'ospedale di Cattinara per le cure del caso, dopo aver riferito ai carabinieri di essere stato picchiato e rapito. Qual è il motivo del sequestro? Perché i rapitori hanno voluto intimidire il giovane bosniaco? Un pestaggio di avvertimento? Di certo il 24enne conosceva i propri aggressori. Non è escluso che il gruppo di sequestratori sia già fuggito oltre confine. Sul caso, per il quale vige il massimo riserbo, indagano i carabinieri di Vicenza.